Noi adesso abbiamo la ricetta per spegnere questi focolai, significa circoscrivere l'area, fare il tampone a tutti, isolare le persone positive sintomatiche o non sintomatiche e dopodiché, dopo 7-8 giorni, rifare la stessa cosa per prendere i casi che eventualmente sono sfuggiti. La fase 2, con la progressiva eliminazione del distanziamento sociale, dovrà necessariamente passare per l'aumentata capacità di fare tamponi. A spiegare la strategia futura è Andrea Crisanti, il virologo direttore della microbiologia, che insieme ai vertici dell'azienda ospedaliera di Padova ha fin da subito messo a punto il piano d'azione contro il coronavirus. Fondamentale per la velocità delle diagnosi è stato l'acquisto di un macchinario capace di analizzare contemporaneamente un numero 4 volte superiore di tamponi in soli 10 minuti, con un quinto dei reagenti prima necessari, oltre che la messa a punto di un test in casa, senza dover far riferimento a fornitori. 2.500 tamponi la media giornaliera negli ultimi tempi, saranno 100.000 quelli fatti a Padova entro questa settimana, a beneficiarne soprattutto il personale dell'ospedale e i nuovi arrivi. Abbiamo fin dall'inizio cercato di testare tutte le persone che si presentavano al pronto soccorso, indipendentemente dalla ragione per cui si presentavano, anche per l'infezione, perché uno dei nostri obiettivi era difendere il personale, ma difendere anche i malati dell'ospedale e impedire che l'infezione entrasse nell'ospedale. Una scelta che finora ha dato i suoi frutti e che può rivelarsi vincente per il futuro.